Avvicendamento come da accordi elettorali in seno alla giunta del sindaco di Racalmuto Calogero Buongiorno. Al dimissionario Calogero Conte è subentrato l'ingegnere Emilio Angelo Giordano. Davanti al sindaco, alla segreteria generale dell'ente Roberta Marotta, agli assessori, il presidente del Consiglio, i consiglieri comunali e i familiari, Emilio Giordano ha prestato giuramento davanti il sindaco apponendo la firma sulla determina. A Giordano andranno le deleghe assessoriali di cui si è occupato l'ex assessore Conte, cioè turismo, spettacolo, gemellaggi, sport, tempo libero, politiche giovanili. Affiancherà la squadra assessoriale già esistente, formata già Antonino Lauricella, Cinzia Leone, Carmelisa Gagliardo, Luigi Castiglione. Noi abbiamo costruito nel corso della campagna una grande squadra con tante personalità importanti e professionali che possono dare un contributo determinante all'azione amministrativa di questo Paese, ha dichiarato il sindaco Buongiorno. Nell'ambito di questo momento di programmazione abbiamo ritenuto di predisporre alcuni avvicendamenti programmati per far sì che ogni singolo componente possa contribuire al programma amministrativo. Al dimissionario Conte va il mio personale ringraziamento e quello della Giunta e dei vertici amministrativi del Comune, perché è stato un assessore di grande presenza e di grande spessore, impegnato quotidianamente per risolvere importanti problemi come la conclusione dell'innovazione del rifugio per gli animali, l'ufficio turistico, gemellaggi e tante altre iniziative. Per Emilio Giordano si tratta della prima esperienza politica, poche ma significative le sue dichiarazioni. Ringrazio la compagine amministrativa, i miei familiari, principalmente al gruppo politica Bufalino Falco. Ora tocca a me, nel senso di dare a questo Paese quello che mi ha dato finora. Giordano è nativo di Desio, ma da anni trapiantato a Racalmuto, dove ha messo famiglia e soprattutto è diventato un ingegnere dell'ANAS. Sindaco, un avvicendamento come da lei rilevato, programmato? Assolutamente sì, ho avuto modo di dire che noi abbiamo costruito nel corso della campagna elettorale una grande squadra con tante personalità importanti, con tante professionalità che possono dare un contributo importante all'azione amministrativa di questo Paese, e quindi nell'ambito di questo momento di programmazione abbiamo ritenuto di predisporre alcuni avvicendamenti programmati per far sì che ogni singolo componente possa contribuire al programma amministrativo. Quest'oggi sono lieto di annunciare che è stato nominato assessore l'ingegnere Emilio Angelo Giordano, che si insede assessore al posto del dimissionario Lucio Conte, al quale va il mio personale ringraziamento e il ringraziamento di tutta la Giunta e anche dei vertici amministrativi e burocratici del Comune, perché è stato un assessore di grande presenza, di grande spessore, impegnato quotidianamente al Comune per risolvere importanti problemi. Prima ricordavo due tra tutti, ma ce ne sono tanti: la conclusione dell'inaugurazione del rifugio per gli animali, l'ufficio turistico, i gemellaggi e tante altre iniziative importanti inserite nel progetto turistico-culturale di questo Paese. Il Lucio Conte resterà insieme a noi a collaborare, così come tutti gli altri consiglieri comunali, sia di maggioranza e io mi auguro, perché no, anche consiglieri di minoranza, possano contribuire a far sì che questo Paese possa affrontare e risolvere i tanti problemi che ancora lo assillano. A breve ci sarà qualche altro avvicendamento? Lo faremo nei prossimi mesi, sono previsti altri avvicendamenti e ne parleremo un po' più in là. Prima esperienza politica per Emilio Angelo Giordano, un po' di emozione. Decisamente. Mi premeva ringraziare il sindaco e tutta la compagine politica per la nomina. Ringraziare tutta la mia famiglia, che poi è rappresentata dal gruppo politico Bufalino e Falco.
dire un grazie a tutti quanti e ora tocca a me, nel senso dare quello che questo paese mi ha dato finora, quindi contribuire per cercare di migliorare e cercare di dare un qualcosa a questa comunità.